Bella, bentornati su Calcio Espresso, io sono Vincenzo e bentornati nelle analisi a freddo. Oggi parliamo naturalmente di Napoli-Parma, ragazzi, finita ovviamente 0-0, purtroppo per noi, terzo pareggio consecutivo in Serie A per il Napoli, l'Inter allunga a +6 e la domanda che ci stiamo facendo tutti quanti probabilmente potrebbe essere: ma lo scudetto è ancora possibile per il Napoli? Prima di rispondere a questa domanda, ragazzi, ovviamente analizziamo un po' la partita come facciamo in questo format, cercando di restare più freddi, oggettivi e sportivi possibili. La partita inizia e due cose sembrano subito estremamente chiare, ragazzi. Il Napoli è un po' sotto ritmo, anche se ha un approccio comunque buono alla partita, e il Parma è molto basso, cercando di chiudere qualsiasi tipologia di spazio al Napoli. Nonostante questo, il Napoli sembra trovare subito l'episodio che sblocca la partita, ragazzi, perché da una bella giocata di Lobotka, un bel affondo in profondità di Mazzocchi, nasce il cross dove McTominay ci arriva e praticamente entra in porta con tutta la difesa del Parma. Episodio che sarebbe fondamentale per sbloccare una partita che appariva già enormemente bloccata, con un Parma che abbiamo già detto bassissimo, che però farà anche questo abbastanza discutere, perché per carità il fuorigioco, ormai abbiamo una tecnologia che è il fuorigioco semiautomatico, le immagini vengono scelte dal computer, non vengono scelte chiaramente dal VAR come ha suggerito il buon Marelli, e i varisti, chiamiamoli così, penso così si chiamino, vanno semplicemente a controllare che sia tutto ok. Ora, dall'immagine che ho visto, mostrando, perché chiaramente l'ho recuperata ma immagino l'abbiate già vista tutti quanti, è davvero complicato capire dove inizia il braccio e dove inizia la spalla o il tronco del giocatore, quindi dove inizia la parte punibile e dove non inizia invece la parte non punibile di Mazzocchi. È un fuorigioco che Marelli ci ha detto che di centimetri, io oserei dire che è millimetrico, veramente quasi impercettibile se davvero esiste e se davvero c'è, ed è un episodio che comunque farà discutere, perché chiaramente è un episodio pesante che non sblocca la partita e potenzialmente toglie 2 punti al Napoli, perché comunque sarebbe cambiata totalmente la partita se fossimo andati in vantaggio. E sono episodi, situazioni che chiaramente in un campionato molto combattuto come lo è stato fino ad ora quello di Serie A, chiaramente pesano veramente tantissimo. Un episodio quindi che lascia tantissimi dubbi, ma cercando di fare le persone serie ci affidiamo alla tecnologia e diciamo che sicuramente è fuori gioco, dato che teoricamente la tecnologia non sbaglia. Ma ripeto, ragazzi, guardando questa immagine i dubbi sono veramente enormi. Dopo di questo, ragazzi, purtroppo la partita comincia ad avere quindi il suo copione chiarissimo. Spazi strettissimi, linea bassissima del Parma, il Napoli che gira la palla molto lentamente e giocatori che sono stati messi in campo da Conte sicuramente per fargli trovare spazio e per far rifiatare alcuni dei titolari, purtroppo non hanno brillato. Penso allo stesso Lang, anche se comunque ha cercato di creare qualcosa, ma poco incisivo e cercando veramente troppe poche volte il dribbling. Penso ad Olivera, veramente tendenzialmente impalpabile. Qualcosina in più ha fatto Mazzocchi, che aveva trovato anche l'episodio, ma comunque per tutto il primo tempo, ragazzi, il Napoli gioca veramente in maniera molto lenta e non siamo quasi mai incisivi in attacco, se non con un paio di conclusioni, una anche di Højlund, insomma, che si fa parare da Rinaldi, ma poca altra roba. Arriviamo quindi praticamente, ragazzi, alla fine del primo tempo con la sensazione che il Napoli è abbastanza sotto ritmo, abbastanza impalpabile e che serva veramente un cambio di marcia netto nel secondo. E quindi io anche personalmente, ragazzi, vi dico la verità, ho detto ma secondo me nel secondo tempo sicuramente inserisce Spinazzola, probabilmente inserirà Elmas e perché no magari anche Lucca. Si riparte col secondo tempo, ragazzi, e il copione minimamente non cambia, non ci sono sostituzioni tra un tempo e l'altro e il ritmo resta abbastanza basso, colpa o grazie a, insomma, come lo volete dire, a un Parma che continua a restare veramente chiuso, veramente molto basso nella propria metà campo e che non fa passare praticamente nemmeno uno spillo, ragazzi, è incredibile. Riescono a chiudere le linee di passaggio naturalmente su Højlund, raddoppiando, sono abbastanza bassi e quindi chiudono anche molto gli spazi sull'esterno. Insomma, è veramente complicato provare ad affondare e quindi arrivano finalmente intorno, credo, al 55esimo, 60esimo, non ricordo precisamente,
i primi cambi. Quindi dentro Spinazzola, dentro Elmas e incredibilmente vedo entrare Neres. Ragazzi, perché dico incredibilmente Neres? Perché magari la maggior parte di voi avranno pensato butta dentro Neres, sta in panchina, è l'unico che può cambiare la partita, è l'unico che può saltare l'uomo, eccetera eccetera. E potrei anche essere d'accordo con voi, Waiu, però veramente mi è sembrata una scelta veramente forzata, ragazzi, perché io non è che sapevo, ma ero convinto, pensavo che Neres non fosse assolutamente in condizione di giocare e infatti quei pochi minuti, circa 20 che sono stati fatti, forse 30, che ha fatto Neres me l'hanno praticamente confermato. Al di là del tunnel che poteva creare qualcosa di buono, insomma a un certo punto della partita, che è stato l'unico sprazzo, l'unica meteora della prestazione di Neres, il resto della prestazione è stata comunque molto opaca, ma non è totalmente colpa sua, cioè lui comunque non era in condizione, non aveva la brillantezza, aveva ancora dolore palesemente, tant'è che poi praticamente lo risostituisce per far entrare Lucca solo gli ultimi 5 minuti. In tutto ciò, ragazzi, il secondo tempo sta scivolando via abbastanza, direi velocemente, sempre con lo stesso copione, sempre con le stesse situazioni, sempre con un Parma basso e con un Napoli che cerca di inventarsi qualcosa ma che non trova mai l'affondo giusto, se non con qualche sprazzo di Spinazzola che però deve registrare il piede perché ha sbagliato parecchi cross, e con qualche sprazzo di talento anche di Antonio Vergara, che sostituisce uno stremato Politano e che prova in realtà ad inventare qualcosa, ragazzi. E qui sorge un'altra domanda: ma Antonio Vergara non meriterebbe anche un po' più di spazio? Sta giocando veramente poco, è probabilmente più fresco di tanti giocatori che stanno giocando sempre. Capisco l'esperienza, capisco insomma i momenti, capisco le fissazioni degli allenatori, però ragazzi è un ragazzo che veramente sembra giocare a calcio come i migliori insomma nel suo ruolo, e meriterebbe secondo me veramente molto più spazio. Infatti dai suoi piedi nascono comunque 2/3 cross che veramente per puro caso non si tramutano in assist. Detto ciò, ragazzi, non ci sono state occasioni estremamente clamorose, se non con qualche tiro dopo qualche mischia, tiri tra l'altro tutti quanti centrali ieri sera, ragazzi, incredibile. In alcune occasioni penso allo Botka, penso allo stesso McTominay nel secondo tempo e forse qualcun altro, bastava semplicemente bastava semplicemente piazzare la conclusione invece che provare a tirare forte, e l'hanno tirata sempre centrale. Un miracolo di Del Prato sul cross basso di Spinazzola con un Neres in area completamente solo, insomma, a parte qualche situazione, ma nessuna occasione veramente clamorosa. E quindi vi dicevo, Neres per me incredibilmente messo in campo, poi ritolto perché chiaramente sentiva dolore, a quanto pare, mi pare l'abbia detto anche Stellini, ed entra Lucca agli ultimi 5 minuti. Ragazzi, io per carità sto cominciando anche io ovviamente da un po' di tempo questa parte a criticare Lucca. Anche ieri in realtà ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, io non lo metto in dubbio, perché chiaramente c'è un fallo che lui fa in area di rigore prima della rovesciata di McTominay, su cui si poteva andare a rivedere qualcosa perché forse poteva essere fallo da rigore, e fa una rovesciata finale praticamente che io veramente mi sono messo a ridere, ragazzi, che ho detto che cazzo sta facendo, cioè già non azzecca nulla in generale, si mette a fare pure le rovesciate a cazzo di cane, segno veramente di un giocatore che probabilmente è comunque poco considerato, comunque ragazzi un attaccante che viene fatto entrare a 5 minuti alla fine, non essendo un veterano, non avendo 36-37 anni, ma avendone 25 mi pare, 26, ma non mi ricordo, e comunque diciamo moralmente non è una bella cosa, quindi io posso capire il contraccolpo psicologico che lui sta avendo, perché praticamente probabilmente è stato messo da parte da Conte, è stato messo fuori dal progetto Napoli, e qui ci si può porre una serie di domande anche sugli acquisti fatti in estate, che chiaramente non hanno minimamente funzionato fino ad ora, o comunque poco e niente. Però io una piccola lancia la voglio spezzare in favore di Lucca, ragazzi, dicendo che comunque in 5 minuti è veramente difficile combinare qualcosa, seppur, ripeto, lui ha sbagliato veramente tutto quello che poteva sbagliare in quei pochissimi minuti. Ragazzi, quindi con pochissime energie, perché il Napoli è sembrato veramente avere pochissime energie, la partita scivola via e finisce 0-0. Come dicevo all'inizio, terzo pareggio in campionato per il Napoli, secondo pareggio consecutivo in casa con due squadre che comunque possono essere considerate delle piccole, che lottano più per salvarsi che per altro, e quindi veramente sotto questo punto di vista molto poco da parte della nostra squadra per provare ad ambire a qualcosa di importante. Le sensazioni che ne escono da qui è che veramente la partita a San Siro con l'Inter abbia prosciugato parecchie energie fisiche e mentali,
e che ieri sera insomma con pochi cambi a disposizione o comunque con tanti giocatori chiave fuori, perché poi dobbiamo sempre ricordarla questa cosa, ci sono tanti giocatori chiave fuori, chiaramente il contraccolpo un po' si è sentito e in queste partite sporche, in queste partite complicate in cui servirebbe un episodio, diciamo, se non lo si trova e poi diventa complicato sbloccarle, diventa quasi impossibile vincerle. Insomma, il calcio lo conosciamo, soprattutto in Italia, funziona così. Per esempio anche l'Inter ha avuto una partita molto sporca a Milano contro il Lecce in casa, ma alla fine è riuscito a sbloccarla e l'ha portata a casa 1-0. E questi dettagli, ragazzi, queste situazioni fanno veramente tutta la differenza del mondo in un campionato, come dicevo all'inizio, che si gioca punto a punto e che si gioca in maniera molto molto combattuta. Quindi più a mente fredda possibile, ragazzi, torniamo alla domanda iniziale: può il Napoli ancora credere nello scudetto? La mia risposta è in generale sì, perché chiaramente mancano 18 partite alla fine, le partite sono veramente tantissime, quindi può succedere ancora di tutto, ma chiaramente un pochino a volte la sensazione quest'anno è che rispetto all'anno scorso, dove bene o male tutto ci girava su per giù a favore, incredibilmente, anche il più piccolo episodio, quest'anno naturalmente non sia così. Quindi magari si può pensare che questo potrebbe non essere il nostro anno e per esempio potrebbe essere l'anno dell'Inter, dove alcuni episodi gli girano a favore. Non sto parlando di episodi arbitrali, ragazzi, sto parlando di episodi che succedono proprio di calcio giocato, di un rimpallo a favore, di una palla, per esempio il gol di Pio Esposito di ieri, Lautaro tira, la palla arriva proprio a Pio che deve solo spingerla in porta. Sono episodi di calcio giocati che girano a favore ed è anche giusto così, il calcio è così, quindi questo può far pensare che magari non sia il nostro anno. Certo è che le partite sono ancora tante e quindi c'è l'obbligo assolutamente di crederci, anche perché credendo a un obiettivo così grande magari non lo raggiungi, ma naturalmente riesci a rientrare nelle prime 4, perché naturalmente bisogna guardarsi anche un po' alle spalle e Roma e Juve stanno iniziando a correre e bisogna cercare di trovare delle contromisure, perché il posto in Champions è fondamentale per la squadra, per una squadra come il Napoli. Quindi ragazzi, Napoli-Parma 0-0, un pareggio che pesa più per quello che poteva essere che per quello che in realtà è stato. Quindi vai giù, ditemi nei commenti se il Napoli può ancora sognare e puntare insomma allo scudetto, oppure dobbiamo semplicemente guardarci indietro per puntare a un posto Champions. Raga, questa è stata la mia analisi a freddo di Napoli-Parma, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, ragazzi, mi raccomando seguiteci, mettete like e forza Napoli sempre.